Euroregione News. Sapori di Proloco a Villa Manin, la festa più grande a Codroipo. Tutta la regione Friuli Venezia Giulia è in vetrina per 2 fine settimana. Presentata ufficialmente a Udine, la manifestazione più importante della regione, alla presenza di tutti gli organizzatori e le autorità regionali, con il presidente del Consiglio regionale Franco Jacob e la consigliere regionale Barbara Zilli. Dopo sabato 12 e domenica 13 maggio ci saranno altri 3 giorni, da venerdì 18 a domenica 20. Al presidente del Comitato regionale dell'Unione Nazionale Proloco d'Italia, Walter Pezzarini, ho chiesto di parlare dell'aspetto di questa manifestazione che lo rende più fiero. Si consolida anche quest'anno il rapporto con l'ERS, un rapporto che ci porta a fare 10 incontri nello stand centrale di Villa Manin su prodotti a marchio Acqua, su degustazioni e su presentazione di laboratori. Il primo incontro sarà sabato prossimo sull'olivocoltura in Friuli Venezia Giulia, poi 2 laboratori molto importanti, uno domenica pomeriggio riservato ai bambini, uno piccolo show cooking con una persona che mette a disposizione la sua professionalità, la sua conoscenza e la sua esperienza, che è il maestro Germano Pontoni. Poi abbiamo degustazioni guidate sul vino e sulle birre artigianali, considerato che abbiamo 2 stand, uno l'enoteca della nostra regione con 32 aziende di vini tipici del nostro territorio e lo stand delle birre artigianali con 6 birrifici che propongono 12 birre, quindi ci è sembrato doveroso proporre anche delle degustazioni guidate, come si assaggia il vino, come si conosce il vino e come si conoscono anche le birre. Poi avremo anche dimostrazioni di come si fa il formaggio, perché questa è una tradizione molto consolidata nei nostri territori, anche se si è persa ultimamente, far conoscere soprattutto alle nuove generazioni come si fa il formaggio, e presentazioni poi dei formaggi dei nostri territori. Domenica 20 conclusione alla grande con la presentazione del marchio Acqua dell'ERSA, dei prodotti Acqua, a seguire uno show cooking con lo chef stellato della nostra regione Emanuele Scarrello. Credo che anche questo sia un timbro, un sigillo di qualità su questa manifestazione che cresce anno dopo anno, coniugando qualità e popolarità, visto che ormai è conosciuta a livello nazionale. 17ª edizione, quindi una festa che si ripropone, si rinnova e cresce continuamente. È difficile trovare le opportunità di far crescere una festa che ha già raggiunto un livello di successo importante, ma continua ad essere sempre di più la vetrina di presentazione dell'intera dimensione regionale attraverso le Proloco, e quindi certo l'enogastronomia, certo il folklore, ma anche la cultura, anche i momenti di formazione, anche i momenti nei quali all'interno del grande contenitore culturale della regione che è Villa Manin, una vetrina importante consente all'intera regione e alle sue comunità di presentarsi alla dimensione regionale, nazionale ed internazionale. Una cartolina che trasmette un esempio virtuoso del nostro territorio. La nostra grande regione è un compendio davvero dell'universo, come diceva qualcuno di molto autorevole, e l'impegno che da 17 edizioni Sapori e Proloco riesce a concretizzare con questa manifestazione è l'esemplificazione massima di ciò che è il nostro popolo e della nostra identità. Unire enogastronomia e iniziative culturali sono una sfida vincente per portare in alto il nome della nostra regione nel mondo. Lo stiamo facendo grazie all'impegno di tantissimi volontari che nelle nostre comunità settimanalmente, a seconda degli impegni, si riuniscono per programmare le sagre di paese, che sono ancora cuore pulsante del nostro essere un popolo, del nostro essere comunità. Noi crediamo che queste iniziative vadano valorizzate e la regione debba essere al fianco di chi le vuole ulteriormente incrementare e potenziare. Quindi in bocca al lupo agli organizzatori. Io sono certa che sarà una manifestazione con un grande risalto di pubblico e saremo presenti all'inaugurazione ufficiale domenica. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.